Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Screenshot, fari puntati questa sera sul Covid perché i contagi purtroppo stanno risalendo, complice anche la variante Omicron 5 molto contagiosa, e quindi un'estate che in genere è un periodo un po' più tranquillo invece ci sta facendo nuovamente preoccupare. Di questo parliamo questa sera con Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pordenone, presidente anche della Federazione dei Medici a livello regionale. Allora, dottor Lucchini, grazie per essere con noi questa sera, ci dà una mano a capire che cosa dobbiamo attenderci insomma nei prossimi giorni, nelle prossime settimane causa Covid. Innanzitutto ringrazio Telefriuli per l'opportunità che mi dà di esporre alcune riflessioni in ambito appunto della pandemia causata da questo virus. Soprattutto la variante Omicron, come diceva lei, è una variante molto contagiosa. Se noi pensiamo che su un gruppo di persone che si riuniscono e quindi fanno aggregazione, se uno è positivo, subito 5 di queste lo diventano dall'alta proprio contagiosità di questo virus. Questo fenomeno si è già verificato in altre nazioni europee, guardiamo il Portogallo, ad una prima impennata che faceva veramente discutere e soprattutto anche timore, si è poi constatato una riduzione di questa onda pandemica e quindi si spera, crediamo, che anche in Italia possa verificarsi la stessa cosa. Come diceva lei, nel periodo di caldo solitamente l'aggressività del virus viene meno, però a parte l'aggressività, se le varianti del Omicron sono talmente così, si sono manifestate in maniera molto infettante, dovremo stare attenti e quindi mantenere sempre vigile e attenta l'attenzione ai punti di aggregazione e soprattutto all'uso della mascherina. Che se ne dica, la mascherina sì o mascherina no, in questo preciso momento, secondo la mia semplice opinione, andrebbe usata specialmente negli spazi dove ci sono le aggregazioni di tante persone. Veniamo anche a un'altra questione, tante persone in questo periodo si stanno ammalando anche con dei sintomi, con la febbre, con il mal di gola soprattutto, insomma sembra che il vaccino non sia proprio totalmente protettivo nei confronti di questa Omicron 5, anche questo magari bisognerà vederlo. Che consiglio dà, lei che comunque è un medico di medicina generale, alle persone che si trovano a casa magari con la febbre? Certo il contatto col medico è inevitabile con il proprio medico, però insomma qualche consiglio per affrontare, magari ci sono dei farmaci, no? Rispetto all'inizio della pandemia, degli antivirali, insomma che cosa bisogna prendere? Sì. Naturalmente i farmaci antivirali che sono entrati da circa un mese in Italia sono dei farmaci che vanno dati non a tutte le persone che presentano sintomi, ma a persone con determinate caratteristiche che volta per volta il medico conosce e sa quando prescrivere questi farmaci o meno. Ecco, sono risultati, per quella che è l'esperienza insomma qui più recente, utili, insomma sono efficaci? Si sono dimostrati utili ed efficaci e abbiamo uno strumento in più per contrastare questo virus. Ecco, veniamo anche all'assistenza domiciliare di chi presenta dei sintomi un po' più importanti. Ecco, ricordiamo le USCA che sono ancora in funzione e che soprattutto nel periodo invernale sono state parecchio utilizzate con questi medici che appunto vanno a casa e vedono insomma qual è la situazione del paziente. USCA che dovrebbero scadere insomma in questi giorni e che probabilmente serviranno ancora anche durante l'estate. Ma come diceva lei, l'USCA è uno strumento importantissimo che è stato escogitato proprio durante la pandemia. L'USCA è portata avanti prevalentemente da giovani medici che, non avendo, diciamo così, impegni lavorativi convenzionali con il sistema sanitario nazionale, possono in maniera molto serena assumere l'incarico di medico USCA che ha il compito di andare a domicilio delle persone positive al Covid quando queste presentano determinati sintomi e quando queste persone appartengono a determinate categorie di rischio. Ecco che l'USCA è uno strumento flessibile in cui alla mattina c'è la vestizione del medico, in cui viene adottata tutta l'abito necessario per evitare il contagio e
va a casa, a domicilio dell'assistito per portare quell'assistenza necessaria e quindi per avere il contatto diretto tra medico e paziente Covid positivo, quindi paziente in isolamento. Naturalmente nel tempo questi giovani medici hanno acquisito un'esperienza molto importante, quindi il controllo clinico diretto, ma anche la misurazione della saturazione dell'ossigeno. Qualcuno si approccia anche con un'ecografia, ne rileva subito sintomi e segni importanti per i quali il medico stesso decide se trattenere quel paziente a domicilio, quindi a casa, o trasferirlo in ospedale. Il più delle volte, una grande percentuale, nel 90% dei casi, i soggetti in isolamento domiciliare visti dall'USCA sono stati gestiti, governati appieno a 360 gradi al proprio domicilio. C'è il rischio però che adesso a fine giugno queste USCA vengano in un certo senso sciolte. Ahimè, questo non è un pericolo, è una certezza, perché l'USCA è stata così creata da una legge ad hoc che ha vigore fino al 30 giugno del 2022. È alle porte questa data. Dobbiamo, anzi sarà mio impegno, parlare con le autorità regionali per vedere se è possibile procrastinare l'attività dell'USCA, perché l'USCA è demandata da una legge ben precisa dello Stato, quindi non so quanto la Regione potrà avere la forza per procrastinare o trovare strumenti flessibili che possano naturalmente fare in modo che l'USCA possa rimanere ancora in attività. Sì, questo sarà sicuramente fondamentale perché visti i casi ci sarà probabilmente bisogno di un'assistenza domiciliare importante. Parlava di giovani medici che sono sempre più difficili da trovare, c'è una carenza di medici di medicina generale perché purtroppo la generazione, quella più storica, sta andando in pensione piano piano e si fatica a trovare, questo credo valga anche un po' per i pediatri. Ecco, come si può cercare di tamponare questa emergenza che vale per il territorio, vale anche per gli ospedali ormai? Sì. C'è carenza dei medici prevalentemente sul territorio. In questo preciso momento nella nostra provincia di Pordenone ci sono circa 30 zone carenti, mancano 30 e forse più medici di medicina generale, il che vuol dire che 45.000, 50.000 cittadini della provincia di Pordenone in questo momento non hanno il proprio medico o se ce l'hanno hanno dei medici che sono sovraffollati con i loro assistiti perché devono adempiere anche alle carenze del numero dei medici e quindi si devono proporre con azioni mediche anche verso cittadini che ahimè invece di avere solo 1.500 assistiti ne hanno 1.800, quindi è aumentato di gran numero il numero degli assistiti che devono appunto gestire i medici di famiglia. Le faccio una domanda un po' provocatoria, vedendo un po' gli orari dei medici di medicina generale, spesso non è che facciano le 8 ore o il mattino o il pomeriggio, magari fanno solo il mattino oppure dei giorni fanno il mattino, altri il pomeriggio, la gente si chiede molto spesso perché non viene ampliato l'orario di ambulatorio in modo da soddisfare magari anche le esigenze, anche perché le persone poi lavorano eccetera. Ecco, cosa possiamo rispondere a queste persone? Guardi, questa penso sia la domanda più importante che poteva farmi. E ho l'occasione più unica che rara per rispondere direttamente alla cittadinanza. Allora, se voi guardate i cartelli di tutti i medici, c'è esposto l'orario. L'orario esposto rappresenta l'orario minimo che noi dobbiamo sviluppare per convenzione. Se un medico ha 1.500 assistiti, la convenzione, cioè il nostro contratto di lavoro con la parte pubblica, prevede che noi dobbiamo fare 3 ore di ambulatorio al giorno. E su queste 3 ore molte persone ci cascano, perché se voi avete esperienza dal vostro medico, io per esempio sulla mia tabella di orario ho scritto 4 ore il lunedì, 4 ore il mercoledì, ma io di ore in un giorno ne faccio 12. E ci sono medici che come minimo fanno 8 ore, solo che non si vede, quindi non dobbiamo essere legati all'orario che vediamo sulla tabella indicativa delle ore lavorative. In media, ve lo dico, ve lo sottoscrivo e se qualcuno non sono qui per ascoltare quel cittadino, in media un medico di medicina generale fa
6 ore di ambulatorio al giorno, poi ci sono le visite domiciliari e senza parlare del carico burocratico al quale è sottoposto. Noi, gran parte del nostro tempo, esempio io, ma anche altri colleghi, il sabato e la domenica vanno anche in studio per smaltire, lasciatemi passare il termine, l'arretrato dovuto alle certificazioni, alla registrazione, alla scannerizzazione dei documenti. Ecco, tutte cose che non si vedono, ma che il medico delle cure primarie, cioè il vostro medico, fa in silenzio e senza tanti proclami. Ecco, grazie anche per questa precisazione, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi restate con noi perché parliamo di nuovo di Covid e di molto altro tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia del dottor Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei Medici di Pordenone e presidente anche della Federazione dei Medici del Friuli Venezia Giulia. Parlavamo prima della difficoltà di trovare medici, della carenza. Come state cercando di andare a invogliare le nuove leve, i giovani ad avvicinarsi a una professione sicuramente complicata ma anche molto appagante? Bene, ma questo è un argomento importante. Naturalmente dobbiamo cercare nuove leve, ma le nuove leve si devono ricercare soprattutto nei vivai degli studenti, nei licei, negli istituti superiori. Ed è per questo che il nostro ordine, da 3 anni a sta parte, fa parte anche di un progetto nazionale che viene chiamato curvatura biomedica, cioè abbiamo un liceo in provincia di Pordenone che aderisce a questa procedura di praticamente alfabetizzazione delle tematiche di medicina e quindi questi 20-30 studenti si approcciano con le materie biologico-sanitarie per avere la contezza poi di avere una formazione ancora prima di iniziare l'università in tale ambito, ahimè. Non abbiamo la pretesa di creare dei medici, ma sicuramente di avvicinare allo studio scientifico della medicina per dare quella attrazione necessaria che possano poi iscriversi a questa facoltà ed avere quindi una preparazione più robusta per affrontare anche l'esame di ammissione. Cosa avete detto a questi ragazzi, insomma, quelli li state coinvolgendo? Sì, ma per ultimo, proprio alla metà del mese di maggio, abbiamo avuto la presenza qui all'Ordine di una classe del liceo Leopardi Majorana, sono venuti una mattinata e ai quali ho spiegato naturalmente l'importanza della professione del medico, soprattutto anche per avvicinarli alla professione. E naturalmente prima mi sono dilungato spiegando loro quali erano le funzioni di un ordine dei medici, che erano appunto quello della vigilanza, della formazione e della previdenza, e mi sono soffermato sulla formazione. Ho cercato di così accentuare il fatto che la professione medica è una professione intellettuale e quindi necessita giorno dopo giorno di una formazione continua. Per diventare medici bisogna studiare, ma se la materia piace si fa meno fatica e si avrà la gratificazione, cioè che quello che si è studiato sicuramente dopo lo si eserciterà praticamente nel lavoro. Tornando al Covid, insomma, recentemente il sottosegretario Costa ha detto forse sarebbe il momento di pensare anche di togliere l'isolamento domiciliare per i positivi. Ecco, visto insomma, i dati dei recenti giorni sembra insomma, una dichiarazione leggermente azzardata. Ecco, lei che cosa ne pensa? Ma guardi, mi sono confrontato con colleghi che lavoro fianco a fianco, mi sono confrontato anche con colleghi ai vertici con Roma, però ora come ora lasciare la mascherina e allentare le misure di contenimento penso non sia una buona azione da proporre. Diciamo che dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, cerchiamo, visto che abbiamo fatto il tutto e di più nel periodo di pandemia, nella prima, nella seconda, nella terza ondata, cerchiamo di proporsi con lo stesso meccanismo, metodo di attenzione anche in questo preciso momento.
Ecco, l'infettivologo Massimo Crapis, che peraltro fa parte di questo ordine, ha detto sui tamponi che forse anche lì è il momento, insomma, di non fare dei tamponi a tappeto, insomma, andare a ricercare il virus in un momento in cui sta diventando endemico anche negli asintomatici, cioè far tanti tamponi può essere controproducente per il sistema e forse è meglio concentrarsi solo su chi presenta dei sintomi. È d'accordo su questo? Sono d'accordissimo. Prima parlavo di fare i tamponi, ma naturalmente i tamponi vengono fatti e centellinati soprattutto facendo un'attenta analisi del soggetto prima di tutto, perché mai come un medico di medicina generale conosce quel soggetto e quindi sa che ha il diabete o una malattia degenerativa o anche delle immunodeficienze, quindi nessuno più di lui sa se a questa persona è opportuno o meno proporre un tampone. Sono d'accordo con il collega e amico Massimo Crapis, che in questo momento si parla proprio di endemia, quindi il virus che circola, è quasi impossibile contenerlo, quindi anche l'esecuzione del tampone lascia il tempo che trova, ma ahimè abbiamo visto che fin tanto quando questa curva aumenta e non tende a deflettersi, diciamo che qualche tampone lo potremo ancora fare. Ecco, va bene anche tenersi il tampone fai da te in casa e magari se si ha un po' di mal di gola farselo subito per stare più tranquilli. Ma questo potrebbe essere un metodo, però questo genera e ingenera anche tante positività che poi rimangono misconosciute. E rimanere misconosciute poi vuol dire che quella persona esce, sa di essere positivo, ma non entro nel merito perché io non sono un poliziotto. Si parla anche di nuova dose di vaccino in autunno, una quarta dose per i soggetti fragili, forse anche per gli altri, anche un vaccino, insomma, si sta pensando un po' più protettivo per questa Omicron, insomma il consiglio qual è? Fare un'altra dose, diventerà come l'antinfluenzale, quindi bisognerà fare un richiamo tutti gli anni? Questa è una domanda molto sottile e è difficile la risposta. Io devo sempre proporre la quarta dose ai miei assistiti ultra ottantenni che presentano delle malattie. Guai se dicessi che ci saranno altri vaccini, ha capito? Quindi sarebbe controproducente. Allora, siamo quasi in chiusura, dobbiamo ricordare anche che il Comune di Pordenone, un'iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale Pietro Tropeano, insomma aveva visti premiati, diciamo, tutti i sanitari, i medici, gli infermieri, i dipendenti delle case di riposo, i servizi sociali, la protezione civile, insomma quanti hanno combattuto in prima linea per il Covid, è stato un bel riconoscimento. È stato certamente un bel riconoscimento, che va un plauso all'amministrazione comunale, perché ha dimostrato attenzione e vicinanza, ma soprattutto rispetto nei confronti di queste figure che si sono messe in prima linea al lavoro, in trincea, quando ancora non c'erano i dispositivi di protezione necessari. Noi abbiamo affrontato la guerra contro il virus, lasciatemi passare la metafora, con gli scarponi di cartone e con i fucili del secolo prima. Quindi siamo riusciti comunque ad arginare la pandemia e abbiamo visto che la pandemia generalmente, le pandemie in genere si vincono sul territorio ed ecco che sul territorio quindi bisogna attuare tutti quei meccanismi e quegli strumenti atti a contrastare la pandemia. L'ospedale è il reparto di secondo livello dove afferiscono le persone con sintomi importanti e gravi che ahimè poi possono vedere anche la soglia e entrare e passare la soglia della rianimazione. Tutto il sistema sanitario ha sofferto, diciamo, anche psicologicamente, il grave carico di lavoro, le tensioni che ci sono state, abbiamo visto la fuga degli infermieri e dei medici. A proposito, torniamo al discorso prima della carenza generata anche da questo, perché molti sanitari hanno rinunciato al proprio posto perché non ce la facevano più. Ma certamente questa pandemia ha logorato la professione e le professioni in genere degli operatori sociosanitari. Li ha logorati dal punto di vista fisico, psichico, anche sociale, perché noi dimentichiamo che ha provocato certamente degli squilibri economici e lo squilibrio economico poi porta ad un disagio sociale e dal disagio sociale poi si riversa nel disagio psichico, quindi psicologico. Quindi di conseguenza una pandemia a 360 gradi che non ha risparmiato nessuno nell'ambito delle professioni, ma soprattutto anche nell'ambito della persona, nella sua globalità, nella sua interezza.
Ecco, in chiusura c'è un dialogo costante con la Regione anche per trovare insomma delle soluzioni anche a questo, ecco, a che punto siamo? Ma ecco, vorrei sottolineare qui che il problema della carenza dei medici, della carenza degli infermieri, della carenza degli operatori sociosanitari non è un problema della regione, ma è un problema nazionale. Tutte le regioni d'Italia soffrono questo problema, è un problema comune. La nostra regione che cosa ha fatto? Beh, è l'unica regione in Italia che in questi ultimi 2 mesi ha fatto un accordo integrativo con la medicina generale, trovando 130 segretari che possano affiancare 130 medici di medicina generale per far fronte anche alle problematiche burocratiche che tutti i giorni questi medici hanno. Quindi abbiamo da un mese a questa parte, ma tutti i medici, perché ora il 70% dei medici di medicina generale che operano nella regione Friuli Venezia Giulia sugli 800 globali, penso che il 70% ora come ora dispone del personale di segreteria. Lo chiamo strumento senza nulla togliere alla figura della risorsa umana che affianca il medico, ahimè. Bene, questo è uno strumento che solo la nostra regione ha saputo costruire, un progetto ad hoc per fornire i medici impegnati in prima linea sulle tematiche della gestione non solo del virus, ma nella globalità. Noi sappiamo che l'attività del medico di medicina generale è cresciuta in maniera esponenziale in questi ultimi anni. Quando noi facciamo una ricetta dobbiamo pensare alla nota CUF del farmaco, all'esenzione per patologia, vedere se il nostro assistito è invalido o meno e se è invalido a quale categoria appartiene. Poi ci sono i piani terapeutici che, ahimè, un punto messo uno vicino all'altro, creano quella problematica dove la burocrazia la fa da padrona. E la burocrazia, vi dico, è il nemico comune sia per il medico di famiglia ma anche per il medico specialista. A breve, a giorni, con il direttore generale, dottor Giuseppe Tonutti, abbiamo instaurato un tavolo di concertazione, instaureremo un tavolo di concertazione proprio tra gli specialisti dei nostri ospedali che risiedono sulla nostra area del Pordenonese e assieme a gruppi di medici su base volontaria di medicina generale, ma non solo ma anche della continuità assistenziale, andremo a costruire questi tavoli per creare e costruire i percorsi assistenziali nelle varie visite specialistiche, ma anche nella richiesta di accertamenti radiologici, per immagini, gastroscopie e colonoscopie, affinché il cittadino possa avere una corsia preferenziale e che non trovi, come tutti, ahimè, noi sappiamo, tutti quegli ostacoli che quotidianamente il cittadino si trova a trovare, soprattutto con il discorso delle priorità, che afferisce in ospedale, va allo sportello, viene rimandato indietro dal proprio medico per cambiare la priorità dell'esame. Tutte cose che non fanno altro a volte che alterare anche i rapporti con i nostri assistiti, ma soprattutto anche con gli specialisti. Ecco, questo non vorremmo che succedesse e come presidente di un ordine ci tengo a dire che non dobbiamo entrare in contrasto specialmente tra noi medici, perché sarebbe una guerra tra poveri. Quindi, bene, sediamoci attorno ad un tavolo, discutiamo delle problematiche, troviamo assieme le soluzioni migliori e più congrue per dare risposte efficaci, efficienti e pronte ai nostri assistiti. Sicuramente un'ottima iniziativa. Grazie al dottor Guido Lucchini per essere stato con noi e insomma, per la sua chiarezza, anche nell'averci dato una mano a capire il momento delicato che stiamo vivendo. Grazie. Grazie a lei, grazie a Telefriuli, grazie ancora. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti.